Giovani, buona domenica e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, è gratis e soprattutto date il tasto hype a questo video. Grazie, grazie, grazie. Signori, Napoli-Lecce 2-1 poteva essere una partita trappola e lo è stato per 45 minuti, perché il Lecce nei primi 45 minuti ci ha dominato in casa, lasciatemelo dire, voglio. Però cosa mi porto dietro della partita di ieri? Tanti rimpianti, voglio. Io ho veramente tanti rimpianti per la stagione che il Napoli ha dovuto fare senza molti giocatori, lasciatemelo dire. Perché dico questo? Perché ieri alla fine del primo tempo Conte semplicemente mette due pedine che sono stati fondamentali a inizio campionato, ovvero McTominay e Kevin De Bruyne, e lì cambia completamente, lasciatemelo dire, il Napoli. Prima di andare avanti, ho letto il comunicato del Lecce su banda. Il giocatore sta bene, è stato dimesso dal Cardarelli di Napoli, quindi meno male, ragazzi, ci ha fatto prendere un bello spavento, sinceramente, Banda ieri sera. E ammiro moltissimo i tifosi allo stadio presenti ieri, che per 3 minuti sono stati in totale silenzio fino a che il giocatore del Lecce non risultava, diciamo così, in buona salute. Ecco, questo tengo a precisarlo, ci ha fatto, perché io mentre stavo infornando le pizze ho sentito: attenzione, Banda a terra, non si muove, soccorsi subito in campo. E Conte, che se meno male Conte se ne è accorto subito insieme a Politano, e forse hanno evitato il peggio per il ragazzo. Però questo è l'importante, ragazzi, l'importante è che stia bene. Poi la partita veniva il punteggio veniva in secondo piano, ecco. L'importante è che il ragazzo si senta bene, ed è stato dimesso, ripeto, questa mattina dal Cardarelli di Napoli. Detto questo, andiamo avanti. Come vi stavo dicendo, ho tanti rimpianti proprio per questo motivo qua, perché quando ti entra Kevin De Bruyne, McTominay, tu vedi proprio quello switch mentale della squadra. A parte l'assist, lasciatemelo dire, di Gilmour, la palla di Gilmour per Politano sull'assist sul gol di Højlund dell'1-1, è qualcosa di allucinante, ragazzi. Cioè, il passaggio che da Gilmour in quella porzione di campo, con quella visione di gioco, ragazzi, è tanta roba, lasciatemelo dire. Ma facciamo un po'. Nel primo tempo, quando il Napoli è sotto, dopo 3 minuti, 4 minuti, succede che, e anche qui lo vedete quando io vi dico i giocatori sono fondamentali, questo è quello, perché vedi, se tu in panchina hai certi giocatori, in campo metti pressione a quegli altri giocatori. È proprio per questo motivo. Minuto 16, Conte si gira vicino a Oriali e gli dice: vai a far scaldare McTominay, così quelli che sono in campo si svegliano. Ragazzi, questa è una cosa da tener conto, questa è una cosa da veramente tener conto, perché non è da tutti avere giocatori come McTominay e De Bruyne in panchina, ragazzi, perché diciamocelo seriamente, Anguissa in questo momento non è al 100%, ragazzi, e in effetti al 45esimo viene sostituito. Anguissa, che ha girato un pochino a vuoto, anzi molto a vuoto nei primi 45 minuti, ma viene da un infortunio anche lui abbastanza grave, e quindi per questo, ragazzi, non è ancora al 100%. Ecco, poi comunque ha avuto, se non sbaglio, un'ernia o 1 o 2 ernie, quindi è qualcosa anche di molto preoccupante, di molto serio. Se poi era un'ernia espulsa, addirittura si doveva operare e finiva la stagione. Ecco, questa è una cosa che bisogna sempre ricordarsi, ragazzi. Quindi non era al 100% il buon Zambò. Però ecco, se dal tuo dalla panchina riesci ad avere questa qualità di gioco, perché qui si parla di qualità, il Napoli mettendo De Bruyne e mettendo McTominay ieri dal 45esimo in poi ha alzato l'asticella in modo drastico. Il Lecce non ce l'ha fatta. Il Lecce, che venendo a Napoli con quella convinzione, segnando subito, ragazzi, io l'ho detto, poteva essere una partita trappola,
e per i primi 45 minuti tu non hai fatto un tiro in porta, 0 tiri in porta, e non è la prima volta che succede. Questa è una cosa che deve far pensare anche ad Antonio Conte, ragazzi, questa è una cosa di cui dobbiamo stare anche molto attenti, perché finire il primo tempo senza aver fatto una conclusione in porta nello specchio della porta è grave. Giochi in casa, ecco. Diciamo anche così che tu venivi dallo scossone di Milano dell'1-1 di Inter-Atalanta. Ecco, io sinceramente ho pensato così: il Napoli entrerà in campo giusto per ammazzare subito la partita, e invece no, perché ti ritrovi sotto e poi nel secondo tempo riesci naturalmente, con la qualità dei giocatori che hai in panchina, a riprenderla subito dopo 30 secondi, 40 secondi, cioè subito il Napoli la riprende, e poi arriva finalmente il primo gol in Serie A di Matteo Politano. Quanto mi sei mancato, Matteo, assist e gol, meno male, ragazzi. Se non sbaglio aveva portato la figlia mano nella mano in mezzo al campo Politano, e poi non so a chi è stato il primo ad abbracciare, forse Stellini, sapete che non lo so, o Reali, ma non mi ricordo. E comunque gli ha detto: vedi, te l'avevamo detto che oggi era il tuo momento e segnavi. A parte che fa un bellissimo gol Politano, lasciatemelo dire che Politano fa veramente un gol bello bello bello, al volo di destro la piazza, il portiere non può nulla. Bel gol e bella azione soprattutto per il gol dell'1-1. Politano che fa quello smarcamento in mezzo, che passa dietro al terzino del Lecce. È tanta roba, è tanta roba, tanta roba. Ora siamo a -9 se non erro, -9, il Napoli dovrebbe essere a -9. Ci sono ancora tante partite da giocare. Questa sera il Milan potrebbe mettere pressione proprio sull'Inter, portandosi a -5. Deve sempre vincere, ricordiamolo, perché vedi anche il Napoli, ma è scontato che il Napoli vinca in casa con il Lecce. Tu te la sei sudata con il Lecce, diciamoci la sincera verità. Non è stata una partita semplicissima quella con il Lecce. Poi sì, vi ripeto, grazie a quella gente che sta in panchina sei riuscito a riequilibrarla la partita, però ecco, è stata una partita complicata da parte del Napoli. Il Lecce è venuto a Napoli proprio con la voglia di giocarsela la partita a viso aperto, scusatemi, e i primi minuti sono stati proprio una botta tremenda, diciamo così, per il Napoli. Poi ti ritrovi sotto dopo 3 minuti, questi che ti pressano alto, ti fanno un bel giro palla, perché hanno fatto anche un bel giro palla, si sono trovati diverse volte a tu per tu con Meret, quindi poteva essere proprio una partita difficile anche da gestire. Meno male hai trovato il gol subito nel secondo tempo. Vi ripeto, siamo a -9. Ora mancano 9 partite alla fine del campionato. Ragazzi, visto il calendario che ha l'Inter, il calendario che ha il Milan, il calendario più facile in questo momento ce l'ha il Napoli, con praticamente uno scontro diretto. Quindi attenzione, perché se tu riesci a fare 9 vittorie di fila, quelle altre poi le devono vincere. E vi ripeto, sognare non costa nulla, e io voglio sognare fino alla fine. Sarebbe qualcosa di clamoroso, perché a un certo punto della stagione eri a -11 e sarebbe qualcosa di veramente clamoroso. Va bene, detto questo, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao.